Le confermo che il sistema autonomo regionale prevede una finestra primaverile in cui, se lo vorrà il Presidente, insomma se lo vorrà la Regione Veneto, si potrà votare. È il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi questa mattina in diretta da Palazzo Balbi a benedire l'apertura della scorsa settimana del presidente Luca Zaia, per qualcuno un auspicio, al voto per le regionali agganciato alle comunali primavera 2026, un'opzione lanciata da Conegliano in occasione di quel "il mio mandato sta finendo", che finì su tutte le prime pagine dei giornali sdoganando il tema della proroga, ora quella che sembra la benedizione del governo. Ricomponendosi il primato dell'autonomia regionale anche su questa materia, quindi si potrebbe votare, secondo me anche, ma non so cosa ne pensino, però io dico si può votare anche in primavera. È innegabile che si stia facendo un approfondimento giuridico rispetto a questo. Verifiche giuridiche rispetto ad una finestra primaverile come previsto dalla legge regionale del Veneto e la convocazione prevista invece allo scadere dei 5 anni ad autunno. Direi che primavera sarebbe migliore semplicemente per un fatto, perché si andrebbe a spendere molti milioni di meno, visto considerato che tutti gli altri enti eletti assieme a questa regione, faccio l'esempio del Comune di Venezia, vanno al voto esattamente a maggio 2026, esattamente ovviamente molti mesi dopo la Regione Veneto. L'ennesimo approfondimento giuridico utile solo a guadagnare altri mesi di potere. Andrea Martella, segretario veneto dei Dem, ha definito clamoroso che il ministro dell'Interno Piantedosi parli di una presunta libertà della Regione nel decidere la data del voto, come se i limiti temporali della legislatura non esistessero. Si vuole riaprire una discussione che dovrebbe essere chiusa già da tempo, annota Martella, che parla di tenace ostinazione di un'intera classe dirigente che non vuole lasciare il potere. Come si è visto anche oggi, c'è qualcuno che continua a lavorare, mi riferisco in modo particolare a Zaia, perché queste elezioni si spostino. Voglio dirlo ancora una volta, non ci sono ragioni giuridiche, politiche per spostare le elezioni, non c'è nessuna necessità di piegare le regole democratiche a vantaggio di una parte politica.